Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale, è veloce Calypso SBF che prende il comando sul numero 1 di Countdown C. Poi vediamo numero 7 di Comancis con al largo Cesnia Daghi, mentre c'è stata un'incertezza da parte di Capitano San. 200 metri in 16,1. Siamo al primo passaggio davanti alle tribune con Cesnia Daghi che va a chiedere strada a Calypso SBF. Si fa il posto Salvatore Valentino davanti a Countdown C, poi vediamo Comancis davanti a Chanel DVS, mentre attardato è Capnau che è andato in errore. Intanto Calypso SBF arriva ai 600 in 46. Con Cesnia Daghi in seconda posizione a precedere Countdown C, mentre Alessandro Gocciadoro decide il momento di spostare al largo con Comancis. Squalificato. Rompe anche Charlie SM, l'allievo di Roberto Faticoni. Intanto completiamo il primo giro in 1:1:6, 31:2 la seconda frazione, con l'errore improvviso di Calypso SBF che lascia quindi al comando Cesnia Daghi con Comancis all'interno, poi l'1 di Countdown C, primo chilometro passato dalla figlia di Mondiale Chini, un 1:18 scarsi. Ora siamo al passaggio di fronte alle tribune con Cesnia Daghi che si è trovata al comando con Alessandro Gocciadoro al suo esterno con Comancis, poi l'altra pariglia formata da Countdown C con all'esterno Chanel DVS. 14:3 qui davanti alle tribune, si va forte. Siamo sulla penultima curva con Cesnia Daghi al comando, Comancis che adesso potrebbe anche parcheggiare nella sua scia, curva passata in 15, sempre in terza posizione Countdown C, ma Comancis decide che è il momento di dare un altro attacco a Cesnia Daghi che cerca di difendersi, si avvantaggiano i due, poi Chanel DVS in seconda posizione, retta di là ancora in 14:7, passa al comando Comancis su Cesnia Daghi che cerca di riorganizzarsi davanti a Chanel DVS, poi vediamo il numero 4 di James Dei Greppi. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con in vantaggio Comancis che passa l'ultima curva in 15:4, retta d'arrivo, in vantaggio Comancis su Cesnia Daghi, poi all'esterno Chanel DVS, di dentro si butta anche il numero 4 di James Dei Greppi e alla fine è Comancis che viene a vincere sul numero 8 di Chanel DVS, mentre lotta per il terzo fra Cesnia Daghi e James Dei Greppi. 1:16:8 la distanza sul doppio chilometro per Comancis, il figlio di Leggendario, con Alessandro Gocciadoro alla guida al training per la scuderia Limitless. Vengono a vincere dopo percorso d'attacco alla quarta di Bologna.